Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, siamo arrivati a lunedì 9 settembre 2019, replay anche oggi, nonostante la Serie B sia rimasto al palo. Ieri un turno di riposo per la nazionale, parleremo naturalmente del prossimo turno, parleremo di quello che è successo in Serie C, dell'amichevole che il Cosenza ha disputato sabato pomeriggio a Lecce, ha perso per 2-1, però si è ben comportata la formazione di Braglia, di Piero Braglia, vedremo anche gli highlights e sentiremo anche le interviste che ha rilasciato appunto l'allenatore del Cosenza. Poi avremo al telefono il direttore sportivo del Crotone, Peppe Ursino, che salutiamo anticipatamente. Dovremmo avere qualcuno della famiglia Di Marzio intorno alle ore 16. Parleremo di questo e di altro con Attilio Malena. Grazie Attilio. Buon pomeriggio. Il posto di Stella Battaglia oggi è tuo, eh? Sì. La salutiamo Stella. Certo. Sarà con noi prossimamente. Grazie per aver accettato l'invito. E grazie a Massimo Mitidieri del Giornale di Sicilia. Grazie Massimo, grazie che era con noi in sala stampa ad ascoltare quello che ha detto il direttore sportivo Trinchera. Poi faremo ascoltare anche quello che ha dichiarato alla nostra Anna Franchino. Abbiamo finalmente, ringraziamo la società del Cosenza Calcio per averci dato questa opportunità, un giocatore del Cosenza, un centrocampista, si chiama Jeremy Bro. Classe 87, grazie per 97, scusi, lapsus. 97, grazie per aver accettato l'invito. Insomma, Jeremy Brown, centrocampista, poi ci darà le sue caratteristiche. E naturalmente con noi il nostro compagno di viaggio e d'avventura Aldo Salve, Cennamo. buon pomeriggio a tutti, grazie. Allora, vogliamo partire subito Attilio con Jeremy Brown, ci facciamo dare le sue caratteristiche, lui che viene praticamente dal settore giovanile del Parma, però sei di proprietà del Sassuolo, Sì. Ci vuoi spiegare il perché? Sì, ho fatto tutto, io sono di Parma, sono nato là, cresciuto lì. Ho fatto tutte le giovanili fino a fare l'esordio, poi l'anno del fallimento, la maggior parte... Siete passati tutto al Sassuolo? Al Sassuolo, sì. Il Fondo direttore sportivo del settore giovanile, Francesco Palmieri, che è il direttore sportivo del settore giovanile, Francesco Palmieri, che si è trasferito a Sassuolo, ci ha portati tutti lì. Ma tu lo sai che Palmieri ha giocato a Cosenza, te l'ha detto? Sì. Ha giocato a Cosenza negli anni belli, ai tempi di Zaccheroni, erano negli anni 90, eh? Sì. E Palmieri ha un buon ricordo della città di Cosenza e quindi quando c'è qualche opportunità, naturalmente poi d'accordo col direttore sportivo Trinchera, manda qualche buon giocatore qui a Cosenza. Come ti trovi qui in città? Mi sono trovato bene, buona impressione, la città, la squadra, i compagni, a noi nuovi ci hanno integrato molto bene. Allora, le tue caratteristiche, poi diamo subito spazio a Attilio Malena. Centrocampista penso di corsa. Mi piace molto buttarmi, anche giocare con la palla tra i piedi. Sì, queste sono le mie caratteristiche. Attilio. Sì, due curiosità da parte mia per te, Jeremy. La prima è cosa può darti la piazza di Cosenza nel tuo percorso di crescita. La seconda, dal punto di vista tattico, visto anche il trasformismo che il Cosenza sta intraprendendo da qualche settimana alla ricerca dell'assetto giusto, che cosa è cambiato rispetto alla scorsa stagione? Più avanzato, magari in un ruolo maggiormente accorto? Queste le mie due curiosità per adesso. Allora, io avendo giocato sempre al nord, la differenza, visto che qua al sud, poi a Cosenza, la piazza è molto calda e per un giocatore avere una tifoseria così calda durante le partite ti può dare una forza in più, una spinta in più per far sempre meglio. Differenza dell'anno scorso, io l'anno scorso tante volte ho giocato anche davanti alla difesa, a protezione della difesa, invece quest'anno c'è un ruolo più da mezzala, più propenso ad attaccare ma anche a difendere. Allora, Massimo Mitidieri, vuoi entrare in argomento? Vuoi ricordare la partita che hanno perso qui con il Sud Tirol? Ne parlavamo prima a telecamere spente, una bella partita da parte loro. Una partita intensa, intanto, emotivamente all'altissimo livello e con uno stadio completamente pieno. Colpì subito questo ragazzotto che aveva 3 anni in meno, mi sembra, con il Sud Tirol. Colpì per la sua velocità, infatti lui correva come un forsennato, ma correva con un certo raziocinio, con una logica, e infatti i difensori hanno usato le proverbiali 7 camicie. Poi Frascatore ci ha dato questo lascia passare per la finale, ma penso che poi tutto si possa racchiudere nelle parole che mister Zanetti fece in sala stampa, dove disse che comunque tra andata e ritorno il Cosenza
meritava certamente di disputare la finale, quindi penso che Bro, comunque al di là del rammarico della sconfitta scaturita sui titoli di coda, comunque mai come in quell'occasione forse la squadra che meritava era proprio il Cosenza. Aldo, vuoi dire qualcosa? Sì, voglio dire subito le immagini di Lecce Cosenza e l'amichevole di che è sabato. arrivato in sordina e se pensa che Braglia sia l'allenatore giusto per lui per diventare finalmente un giocatore importante, non solo per il Cosenza ma anche per il futuro. Sì, perché si è visto anche l'anno scorso giovani come Tutino, Palmiero, Okereke, che è mio amico, ha fatto bene sotto il mister, quindi spero di ricalcare i loro passi insieme al mister, ascoltando quello che mi dice durante la settimana e cercando di metterlo in pratica il meglio possibile. Grazie. Ok, allora se siamo pronti io saluto Enzo Leonetti in regia, Massimo Fino alla camera e Francesco Camposani alla messa in onda. Andiamo a vedere quello che è successo a Lecce, allo stadio di Via del Mare, questa amichevole disputata sabato pomeriggio tra la formazione di Liverani e il Cosenza. 2-1, vediamo se siamo pronti. Attilio, così andiamo a parlarci un po' di sopra, a commentare le immagini, perché il Cosenza si è comportato veramente bene, primo tempo ha preso anche una traversa. Ecco qui, vediamo subito il Lecce in maglia blu, il Cosenza in maglia bianca, con Perina, vistoso completo canarino, no? Assolutamente sì, un amichevole senza dubbio importante per il Cosenza, che ha permesso senza dubbio di chiarire alcuni dettami da un punto di vista tecnico-tattico e soprattutto di mettere minuti delle gambe nei calciatori meno utilizzati. Per quanto concerne il Lecce, senza dubbio un avversario di spessore per far sì che comunque gli uomini di Liverani restino a contatto con il terreno di gioco e si ripresentino poi alla ripresa della Serie A con una certa condizione fisica, viste le prime giornate non certamente esaltanti per i pugliesi. Le prime azioni, le prime sortite offensive, vediamo anche e soprattutto il batti e ribatti, il botta e risposta, sembravano quasi due squadre della stessa categoria, ritmi leggermente più blandi rispetto al campionato. Poi la grandissima sortita offensiva di Lazar col suo sinistro, caratteristiche proverbiali dell'esterno sinistro pescato nell'ultima sessione di mercato dal direttore sportivo Stefano Trinchiere. Poi un'altra azione sempre sull'esterno, dentro il pallone di testa che rimane lì, e ancora una volta il Cosenza si rende pericolosissimo dalle parti dell'estremo difensore del Lecce, ma è un Cosenza che sembra realmente un martello pneumatico. Qui un'altra occasione da parte degli uomini di Piero Braia, assolutamente sembra un monologo per il Lecce che nonostante tutto riesce a passare indenne, fino a quando però il Cosenza non si è reso protagonista della sortita più importante. Qui forse la prima occasione degna di nota da parte del Lecce, che di poco non passa in vantaggio. E ancora poi il Cosenza, sempre con la manovra, sempre con molta pazienza. Qui l'errore di Riccardo Idda, ancora una volta, e poi subito Babacar, benissimo fermato da parte di Pietro Perina. Babacar che ha sprecato senza dubbio un'occasione importante, ed eccolo qui il gol del Lecce, con un'azione su calcio di punizione. Vabbè, stiamo parlando di un giocatore. Assolutamente, il Kuma Babacar, e poi Mirko Carretta che si rende protagonista anche qui il Cosenza. Il pareggio di Lazar con un sinistro con un sinistro radente l'erba, senza dubbio minuti importanti nelle gambe anche per lui per ritrovare la migliore condizione. Potrebbe essere uno degli uomini sorpresa per Piero Braia, sempre in Lecce poi a cercare il successo. Qui vado un passo dal gol la Padula. È un Cosenza che però non si ferma, che continua sempre a mettere gioco. Qui con questo tentativo, ben sventato però da parte del Lecce, in quella circostanza da Bleve, e poi sempre il Lecce con il gol del 2-1 a sancire la vittoria degli uomini di Liverani di misura su quelli di Braia. E Braglia è rimasto male, caro Massimo. Adesso sentiremo anche Jeremy Bro, perché dice con la Salernitana abbiamo un attimino, siamo stati disattenti. Con Lecce qualcuno dei miei giocatori pensava di avere già portato a casa, nonostante l'amichevole questo pare, e così non è stato. Bisogna stare sempre con le antenne dritte per tutta la durata della gara. A te la parola, poi sentiamo Jeremy Bro. Sì, ha sottolineato il fatto che sia contro la Salernitana che contro il Lecce abbiamo subito gol nei primissimi minuti dell'inizio della partita e negli ultimi minuti, rispettivamente alla fine del primo e del secondo tempo, e questo è una cosa che a Braglia, come sappiamo ormai da tanto tempo, gli rode tantissimo. Lui non fa differenza fra allenamento e partita ufficiale, quindi voglio dire è normale che ha sottolineato questo.
Sostanzialmente ho visto una squadra fino ai 16 metri assolutamente in palla, assolutamente in gamba, con dei fraseggi sia per linee orizzontali che per linee verticali. Ho visto che abbiamo un'ottima propensione specialmente sul versante sinistro, con Lazzara, che ha dato quel valore aggiunto a questa manovra da parte del Cosenza. È un Cosenza che, come ha sottolineato anche Braglia, purtroppo, tra virgolette, tatticamente è un cantiere aperto, perché ha avuto a disposizione, specialmente gli ultimi 3 arrivati, li ha avuto a disposizione solamente 4 giorni fa, quindi lui ha chiesto giustamente del tempo affinché i sincronismi vadano a genio, perché sappiamo perfettamente che Braglia non tralascia niente né nel preparare la partita né tantomeno nel corso dell'allenamento di quelli che sono i vari meccanismi tattici della sua squadra, con un modulo che, come ben sappiamo, può variare da partita a partita. Noi passiamo tranquillamente dalla difesa a 3 alla difesa a 4, quindi voglio dire, sono dei sincronismi che devono essere oliati perfettamente, come è successo anche lo scorso anno, dove abbiamo avuto dimostrazione che, nonostante la posizione in classifica, siamo state una delle difese meno perforate del campionato. Allora, Jeremy Bro, che squadra hai visto a Lecce, nonostante di fronte ci sia stata una squadra di Serie A? Abbiamo visto però che il Cosenza ha avuto delle buone occasioni da rete lì, Sì, penso che abbiamo fatto una buona partita. Poi il primo tempo hanno giocato tanti nuovi, quindi non era neanche tanto facile, perché erano nati da poco e si vede che dobbiamo ancora amalgamarci come gruppo, ma penso che la strada è quella giusta. Aldo Cenna, ma hai visto gli highlights di questa gara? Questo Cosenza, come dice Braglia, che piano piano sta prendendo il giusto ritmo, anche se qualcuno ancora è un po' dietro, poi sentiremo proprio le sue parole. Abbiamo sempre detto che purtroppo questo calciomercato, che dura anche dopo le partite, dopo che il campionato è iniziato, Cosenza ha avuto problemi all'inizio, poi all'ultima parte ha comprato giocatori importanti, giustamente come dice il nostro amico giocatore si devono amalgamare, però misurarsi con una squadra di Serie A come il Lecce va bene. Braglia ha voluto proprio, secondo me, una squadra più forte della nostra, di una categoria superiore, per andare a verificare anche la possibilità di questi giocatori importanti che sono arrivati, perché sono arrivati giocatori importanti, per cui adesso questa sconfitta non deve assolutamente preoccupare. Il gioco c'è, l'amalgama ancora manca, però quando questi giocatori si affiateranno tra di loro, incominceranno a capire, a masticare quelli che sono gli insegnamenti e i metodi di Braglia, secondo me ci daranno grande soddisfazione, perché i giocatori importanti ci sono. Certo, ci manca la ciliegina, però poi di questo ne parliamo dopo. Attilio, se vuoi aggiungere qualcosa prima di andare ad ascoltare Braglia? No, a parte qualche errore del singolo, sicuramente 2 note liete. Prego. Particolarmente l'assetto difensivo, che nonostante il Lecce, che come diceva Massimo, può giocare a 3, a 4, a Lecce a 4 avete giocato, no? Sì, a 4, inizialmente a 4. Assolutamente, resta comunque una squadra molto solida e davanti certamente molte soluzioni, imprevedibilità. Da un momento all'altro avevi poi l'impressione che il Cosenza potesse andare a segno, come giustamente diceva Aldo, con una formazione di una categoria diversa, di una categoria più alta. Questo a testimoniare come la qualità a disposizione resta da amalgamare, ma a disposizione di Braglia comunque c'è, come anche senza centravanti. Benissimo, allora siamo pronti dalla regia, abbiamo questa intervista esclusiva che ci ha fornito il nostro Pippo Gatto, che salutiamo e ringraziamo, sarà con noi la prossima settimana, l'amico Pippo. Andiamo ad ascoltare quello che ha detto Braglia, poi torneremo in studio. Grazie Braglia. Un amichevole così come lei cercava e voleva, con una squadra importante, per misurare anche la qualità, l'abbiamo vista non indifferente, di questi nuovi arrivati, soprattutto Lazzara su tutti, però ha voluto misurare come dire, l'andamento di questa squadra, che è ancora, lo dobbiamo dire, un cantiere aperto. No, cantiere aperto forse no, perché siamo questi, per il momento siamo questi. Perciò dobbiamo lavorare con quello che abbiamo, cercare di trovare una quadratura giusta per noi e stare fuori dai casini, perché è la cosa più importante. Il primo tempo ci è piaciuto molto più il secondo, però alla fine gli errori si pagano, 2 errori, 2 gol, cioè, forse il Vizier ci deve mettere ancora qualcosa a posto.
No, a me quello che mi fa incavolare è che l'abbiamo fatto anche con la Salernitana, dove il primo tempo non avevamo rischiato niente, il secondo tempo siamo rimasti con la testa negli spogliatoi e abbiamo buttato via una partita. Alla fine del primo tempo, che del secondo si pensava la partita fosse finita, calcio non è questo. Calcio finché fischia l'arbitro devi stare attento, devi essere pronto, non devi far tirare la gente, specialmente quelli bravi come Mancoso. Perciò poi dopo perdi le partite, il morale non è quello che ti aspetti e ci vuole più tempo. Invece noi dobbiamo fare risultati, ce la possiamo giocare con tutti e vediamo. Arriva il Pescara, è un appuntamento importante al San Vito Marulla e tra le altre cose possiamo dire che questi innesti danno anche qualcosa in più alla squadra. Ma io penso che quando siamo tutti siamo una buona squadra. È chiaro che Schiavi deve trovare il ritmo, Greco il ritmo, Lazza il ritmo, Masciac il ritmo, Carretta è uguale. Cioè in questo momento facciamo fatica per questi motivi. Poi passato questo periodo sono convinto che ci leveremo le nostre soddisfazioni, perché poi abbiamo attaccanti di gamba, abbiamo delle qualità nostre, perciò poi è chiaro che dobbiamo migliorare, quando giochi poco insieme è normale, dobbiamo migliorare per forza. Pescara è una squadra importante, io mi auguro che i tifosi ci stiano accanto, non vadino a vedere altre cose. Noi l'obiettivo nostro comune di squadra e tifosi e ambiente nostro è di salvarsi. In un modo o in un altro ci dobbiamo salvare, se loro ci lasciano soli siamo già retrocessi. Ok, allora mi pare che Braglia sia stato chiaro anche qui. Cominciamo a fare un giro. Allora mi pare che la notizia sta nell'ultima battuta di Braglia, o no? Attilio e poi Massimo. Esplicito con Braglia che chiama a raccolta i tifosi. E ieri si è incontrato pure con un gruppo di tifosi. No, ma conferma la lucidità nel guardare il bicchiere da una parte mezzo pieno, sostenendo come la squadra sia di qualità, e dall'altra parte ponendo l'attenzione effettivamente sulle difficoltà, sui carichi di lavoro e sulla mancata anche unione di un gruppo che, come giustamente ha detto anche prima Bro, richiede tempo nell'amalgamarsi, però con qualità. 3 punti salienti, la questione tifosi, anche e soprattutto la qualità di base della squadra che c'è e il tempo che serve a questa squadra per amalgamarsi. Massimo Mitidieri, mi pare che la notizia sta proprio nelle battute finali. Ma nella battuta finale penso che si racchiude tutta una settimana dove forse sì, poi ne parliamo c'è stato un ampiamente. Scattato un po' un cortocircuito dove si è capito poco, niente, ma poi l'affronteremo. Braglia, lo sappiamo, è un mestierante nel senso positivo del termine. Se lui è molto pacato nell'esprimere giudizi da parte della sua squadra. Se dice che una volta che entreranno a regime i giocatori comunque ci toglieremo diverse soddisfazioni, io credo ciecamente in quello che dice Braglia, perché i fatti gli hanno dato ragione, lui riesce a vedere cose che naturalmente noi non abbiamo la possibilità, la facoltà di capire. Ha evidenziato anche la posizione di Cone, che non sarà la stessa di quella disputata fino allo scorso campionato. Lui lo vede esterno. Io do piena fiducia a Braglia, c'è poco da dire. Braglia, voglio dire, riesce ad estrapolare il meglio nei confronti di un giovane e di un giocatore. Abbiamo avuto la riprova, lo ha detto anche Bro, Tutino, Palmiero, Okereke, erano tra virgolette dei fumini, dei giocatori fumini, diciamo, no? Dei giocatori che comunque non avevano capito esattamente l'importanza della categoria, li ha messi sulla strada dritta. Non dimentichiamoci che sono giocatori, quelli appena citati, che comunque non avevano trovato spazio all'inizio del campionato né 2 anni fa né tantomeno, no, l'anno scorso sì, ha avuto conferma Tutino, però 2 anni fa non dimentichiamoci che alla fine del girone d'andata Tutino e Palmieri avevano pochissimi gettoni di presenza, quindi sono riusciti, poco importa se 1/2 giocatori attuali della rosa del Cosenza dicono che sono poco dirigenti, perché Braglia sicuramente li metterà sulla dritta strada.
Allora, Jeremy Bro, che mi vuoi dire di questi nuovi che sono arrivati? Gli ultimi, Leandro Greco, che oltretutto ha giocato in Champions con la Roma, ai tempi di Montella, di Ranieri, poi è arrivato questo Lazzaro, ho visto una bella traversa, ha giocato con il Newcastle lo scorso anno, e di Maciacce, questo Maciacce di cui si aspetta a tutti quanti un po' l'esplosione. L'anno scorso era a Carpi prima, poi è andato a Crotone, ha giocato 17 partite di proprietà del Napoli. Oltretutto questo ha anche, caro Attilio, delle presenze in Champions, perché col Tolosa, con l'Olympique Marsiglia, cioè, voglio dire, è uno di quelli che a 18 anni calcava a palcoscenici internazionali non indifferenti, caro Bro. Penso che per Greco e Lazzaro non servono presentazioni, perché sono giocatori che hanno le loro presenze in massima serie, in Serie A, anche in Champions League. Lazzaro viene dalla Premier League, un campionato importantissimo, quindi per loro penso che non c'è niente da dire. Maciacci invece l'ho visto questa settimana in allenamento, a livello di 1 contro 1 molto forte, anche lui giustamente è arrivato adesso, anche lui dobbiamo dargli il tempo per trovare la condizione e la forma. Aldo, oltretutto questo Lazzar che viene dalla Premier League, voglio dire, insomma, poi parleremo di Trinchera, parleremo della campagna acquisti che è stata effettuata, ma mi sembra che sia un po' sopra le righe. Io ho letto un'intervista di Lino Mutti, che salutiamo, ha parlato benissimo nei giorni scorsi su dei siti specializzati a Sport Italia del Cosenza e della campagna acquisti, perché se vai a vedere, uno ha giocato in Champions, l'altro ha giocato in Champions, quell'altro viene dal Newcastle ed è il nazionale marocchino, signori miei. Lazzaro è il nazionale del Marocco. Allora, quindi che cosa? Io penso che questo sia un giocatore, e dobbiamo dire grazie a Trinchera che l'ha trovato e l'ha portato a Cosenza, perché poi dobbiamo anche parlare di questo. Ma quello che a me interessa in questo momento è quello che Braglia ci ha detto, Franco. Prego, torniamo al discorso di Braglia. Sì. Braglia ha dimostrato di essere un grande uomo con una grande personalità, è uno schietto chiaro che non si fa pregare quando deve dire le cose. Ha dimostrato di essere un grande allenatore, e poi ha dimostrato in queste interviste di essere un grande psicologo. Ha capito che nella piazza c'è qualcosa che ha traballato, perché ci sono stati la ciliegina che lui si aspettava non è arrivata, ha cercato di dire alla piazza: benissimo, non è arrivata la ciliegina, abbiamo una squadra importante, venite al campo, abbiamo bisogno di voi, perché senza pubblico rischiamo veramente, perché 10.000 persone al campo sportivo del Cosenza fanno gol a tutti, soprattutto a uno come Braglia che pensa che sia il 12° uomo in campo per trascinare, perché questa squadra, come si deve salvare, per salvarsi ha bisogno di tutti e tutti concorriamo ecco perché chiedo ai tifosi anche di pazientare, di avere un po' di pazienza e cercare di capire che la campagna acquisti è stata difficile, però giocatori importanti sono arrivati, speriamo che si completi poi con un giocatore che secondo me si può trovare tra quegli svirgolati. Ecco. E sentiamo a proposito di questo Attilio Malena, visto che insomma con le sue fonti per quanto riguarda questo svincolato, la figura diciamo che il Cosenza sta cercando proprio su uno svincolato, che figura potrebbe essere? Ha parlato di non prime punte Trinchera in conferenza stampa. No, diciamo che il rapporto a stretto contatto tra Stefano Trinchera e Piero Braglia resta sull'eventuale individuazione di un profilo che poi possa andare ad aggiungere qualcosa al Cosenza. Cioè, Trinchera ha parlato di un giocatore non prima punta, ma di uno che attacca alla profondità, uno che si sacrifichi per la squadra, come ha fatto Litteri per esempio nell'ultima partita che ha giocato in campionato, e uno tipo Arrighini, ecco, mi viene in mente un po' Arrighini. No, ma molto spesso poi la volontà e le opportunità di mercato sono due cose completamente diverse. Sì. Sono stati proposti 4-5 profili al Cosenza che stanno scattando poi nella testa del direttore sportivo Stefano Trinchera, ma non c'è fretta, queste sono le indicazioni che arrivano. È un calciatore che comunque il Cosenza prenderà, però senza la fretta, senza l'impellenza di dover prendere qualcuno tanto per prendere, ma qualcuno che possa poi andare, come giustamente ha anche detto Braglia, ad aggiungere le caratteristiche che mancano all'attacco del Cosenza, perché nonostante i problemi fisici Litteri non è proprio un bomber di categoria. Litteri è sempre stato una seconda punta da lavorare molto per la squadra, lo stesso Maciacco, lavorare per la squadra. Diciamo che probabilmente anche il grande centravanti, non so se Massimo è d'accordo con me, manca anche al Cosenza quel classico uomo in più anche da inserire poi negli ultimi 15 minuti. E sentiamo Massimo Mitidieri prima di andare in pubblicità. pubblicità. Il Cosenza ricorda molto la Roma di Garcia. La Roma di Garcia ebbe una caratteristica particolare, fece
tantissimi gol in campionato, ma non aveva un numero 9, come diciamo noi, un attaccante di ruolo. Lì ci fu una rotazione dove moltissimi giocatori realizzarono. Se noi andiamo a vedere un attimino le statistiche e i tabellini del Cosenza Calcio, vediamo che c'è una grande varietà di giocatori che hanno realizzato lo scorso anno. Anche moltissimi difensori, quindi può darsi che a Braglia non interessi questo 9 di ruolo, ma forse lo possiamo inquadrare in un trequartista avanzato, molto avanzato, perché comunque Braglia non vuole il giocatore passivo che stia lì nella sua piccola area di gioco, ma rientri, che faccia gioco e che possa sviluppare anche nella fase penetrativa. Ok, grazie a Massimo Mitidieri. Allora restate con noi, poi ci introdurremo il discorso Crotone, parleremo con il direttore sportivo Ursino di quello che succede appunto a Crotone, di questa aspettativa, perché ci sarà l'Empoli domenica a Crotone, e quindi insomma è una partita di cartello. Sentiremo dalla sua viva voce quello che in questo momento succede. Restate con noi, pubblicità, grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Seconda parte di Replay, abbiamo parlato ampiamente del Cosenza, ritorneremo poi a parlarne, sentiremo anche le due battute che ha fatto la nostra Anna Franchino, il direttore sportivo appunto Stefano Trinchera. Introduciamo il Crotone, nel frattempo prego la regia se riusciamo a metterci in contatto con Peppe Ursino, direttore sportivo del Crotone Calcio. Grazie. No, certo, se da una parte la pausa casca a fagiolo per il Cosenza, per far sì che poi i famosi meccanismi di cui abbiamo disquisito fin qui con gli ospiti abbiano fatto sì che comunque gli uomini di Braglia si ripresentino in maniera completamente diversa rispetto al recente passato. Da una parte il Crotone riprende, o quantomeno si augura di farlo, da dove ha lasciato, da una vittoria assolutamente convincente e meritata anche nell'interpretare, nel sapere interpretare il match nelle prime due frazioni contro lo Spezia. Un Crotone che, come abbiamo sempre detto, è stato costruito per recitare un ruolo di grande protagonista in questo campionato di Serie B, con tanti giovani, tante conferme, calciatori che poi fanno sì che il Crotone è tornato ad essere il Crotone. Mi viene in mente Messias, calciatori tirati fuori dalla categoria inferiore, dalla Serie C, e poi subito protagonisti, probabilmente anche per merito di un ambiente sì esigente, ma che lascia anche la possibilità di sbagliare, di far esplodere i talenti. Quindi una pausa che restituisce un Crotone nuovamente motivato, un Crotone assolutamente sufficiente in queste prime due giornate, e un Crotone che, nonostante l'obiettivo di base, l'obiettivo di fondo sia la salvezza diretta, è stato assolutamente costruito per fare la voce grossa e per stare stabilmente nella parte sinistra della classifica, e chissà per essere la mina vagante di questo campionato di Serie B. Massimo, dice Attilio, è stato costruito per qualcosa di importante, no? Il Crotone. Sì, Ursino quest'anno... Anche Maxi Lopez, sperando di averla... Infatti Ursino quest'anno vola basso il direttore, nel senso benevolo del termine, nel senso che lui dice che l'obiettivo primario è la salvezza. Poi guardi un attimo il tabellino, leggi Simi, leggi Maxi Lopez, vuol dire qualcosa non quadra, delle due l'una. E ha trovato sin dall'inizio del campionato questo Messias, che era stato preso giusto come ragazzo di prospettiva, poi invece si è dimostrato, è entrato subito, è carburato subito nella formazione titolare. Diventerà difficile toglierlo e sarà una brutta gatta da pelare per l'allenatore del Crotone prendere in considerazione Messias, Simi e Maxi Lopez. Giocare con questo tridente, voglio dire, forse nella fase propensiva sarà positivo, ma aggiungendoci forse anche Vido. Aggiungendoci anche Vido, sicuramente ma qualcuno dovrà pur coprire, però voglio dire, abbiamo sempre questa situazione un po' borderline dove praticamente, vabbè, ma abbondanza è sempre una cosa positiva, quindi voglio dire, io penso che il Crotone reciterà un ruolo di importanza elevata in un campionato dove al momento, forse togliendo giusto il Trapani, lo vedo veramente agguerrito quest'anno. Togliendo il Trapani? Sì. Perché ha detto togliendo il Trapani? Togliendo il Trapani proprio per la qualità, del campo, guardando la rosa, voglio dire, le famose squadre a materasso, un termine poco edificante, però voglio dire, tolto il Trapani vedo un campionato molto equilibrato. Benissimo. Allora Jeremy, vuoi dire qualcosina sul campionato in generale o anche sul Crotone eventualmente?
Sì, il campionato... Quelle che stanno... Allora, io ti faccio vedere subito la classifica generale della Serie B, così se andiamo a vedere la classifica generale della Serie B vediamo subito chi c'è al comando, lo vediamo subito dalla regia e poi naturalmente vedremo anche il prossimo turno. Ecco qua. Allora, questa è la classifica della Serie B, al comando ci sono 3 squadre, Salernitana, Perugia e Virtus Entella. Ecco, questa di Boscaglia è la novità, questo Virtus Entella, in effetti che è partita, diciamo, a sprombattuto. Poi a 4 punti abbiamo Benevento, Pisa e Crotone d'Empoli, a 3 punti Spezia, Ascoli, Pordenone, Cremonese, Pescara, Venezia e Frosinone, con 1 punto Chievo, Verona e Cosenza, e a 0 punti troviamo Livorno, Juve Stabia, Trapani e Cittadella. Cosa vogliamo dire di questa classifica, Bro? Questo ci fa capire che il campionato di Serie B è un campionato molto difficile, che non ci sono squadre che partono favorite, perché abbiamo visto a punteggio pieno c'è l'Entella che è l'hanno promossa, e quindi ci fa capire che Serie B chiunque può vincere con chiunque. Aldo? Ma ha ragione, è un campionato ancora e secondo me non ci possiamo dare una lettura di quello che sarà, di chi vincerà il campionato, però dalla campagna acquisti si capisce che ci sono alcune squadre, compreso il Crotone, perché il Crotone è stato bravissimo quest'anno, durante la campagna acquisti ha cercato di mescolare un pochino le carte, tutti pensavano che il Crotone quest'anno potesse fare un campionato di attese, invece poi abbiamo visto che alla fine del calciomercato si sono scatenati e hanno portato a Crotone, come diceva Metidieri, giocatori di categorie importanti, per cui penso che il Crotone quest'anno voglia essere una protagonista, pensa di poterci arrivare anche quest'anno in sordini in Serie A, però come diceva il nostro amico giocatore è un campionato difficilissimo, non bisogna distrarsi e come dice Braglia bisogna prima salvarsi e poi pensare ad altro. Allora, vogliamo introdurlo, allora, nel frattempo mi dicono dalla regia che Peppe Ursini è sempre occupato, è al telefono, vediamo se riusciamo a metterci in contatto tra qualche minuto con lui. Vogliamo introdurre, allora facciamo un giro con Crotone, lo facciamo magari, partiamo subito da Bro con questo Crotone Empoli, magari prima Cosenza contro il Pescara. Ricordiamo a tutti che la partita tra il Cosenza ed il Pescara, così come il Crotone, giocherà in casa e sfiderà l'Empoli, che è una squadra che è stata costruita per la vittoria del campionato, si giocheranno domenica con inizio alle ore 15. Allora, Bro, Pescara, tu sei uno di quelli che conosci il Pescara, sì? Sì, Pescara abbiamo visto, c'è un allenatore Zauri pure, insomma, un emergente, c'è Palmiero, guarda caso, no? Sì. C'è un altro ex che è Maniero nel Pescara. Abbiamo visto, sono partiti male con la sconfitta a Salerno, poi si sono ripresi in casa vincendo... Col Pordenone. Col Pordenone vincendo una buona partita, convincendo. Sappiamo che è una squadra tosta che lotterà per le posizioni di vertice, però noi giochiamo in casa e dovremmo riscattare la partita contro la Salernitana. Allora, Massimo Mitidieri, vogliamo introdurre allora questa partita del Cosenza, perché poi Braglia ha chiamato a raccolta un po' i tifosi, ha incontrato quelli della curva, mi pare Bergamini, eccetera, insomma è stato molto chiaro nelle sue diciamo, dichiarazioni, dice se non ci abbandonate perché questo se no è una squadra che retrocederà, insomma è stato abbastanza come dire, diretto l'allenatore del Cosenza. Allora, vediamo dall'ottica Pescara, io penso che è una prova del 9 per il Pescara, perché il Pescara è reduce da 2 risultati che stridono fra di loro, perché ha subito una pesante sconfitta contro la Salernitana per 3-1 nella prima giornata. Questa Salernitana non è che a Cosenza mi ha fatto questa grande impressione, quindi a vederla perdere 3-1 mi ha lasciato un po' perplesso. La settimana scorsa il Pescara ha giocato in casa, ma ha avuto un po' di difficoltà, specialmente all'inizio della partita, a cercare di fare quadrato contro un Pordenone che, voglio dire, non aveva assolutamente nessun timore reverenziale, quindi di conseguenza si è giocata a viso aperto la partita. Sarà la partita degli ex? Certamente sì, perché il Pescara ha un ragazzo che si chiama Palmiero, che tutti sappiamo ormai chi è, mentre noi per precedenti trascorsi abbiamo 3-4 giocatori che hanno militato nel Pescara, mi viene in mente Canutè, Sciaudone, un altro mi sembra. Comunque voglio dire, sarà una partita importante. Mi pare che sia Schiavi pure un ex. Dovrebbe essere Schiavi, sì. È Riccardo Maniero. È Riccardo Maniero, dall'altra parte. Sì. Dall'altra parte. E quindi praticamente sarà una partita molto delicata, bisogna vedere l'approccio.
È una scommessa da parte del presidente del Pescara, mi ha lasciato un po' perplesso la scelta di Zauri, ma non per celare i meriti che ha questo allenatore, che in seguito all'investimento del Pescara, voglio dire, puntare su un emergente, che poi emergente è relativo, nel senso che lui comunque viene dal settore giovanile del Pescara, dove ha sempre ben fatto, mi sembra che lo scorso anno è arrivato nelle semifinali del campionato primavera, voglio dire, è un allenatore che sa il fatto suo. Penso che sia un cantiere aperto anche il Pescara, perché ripeto, non ho visto dei buoni sincronismi tattici. Speriamo che domenica possiamo noi del Cosenza cercare di sfoderare una prestazione di alto livello, anche perché vorrei ricordare che in partite ufficiali fino adesso non abbiamo realizzato una rete, quindi sarebbe anche il caso che sbloccassimo un po' questa casella zero nelle reti fatte. Aldo, allora l'invito al pubblico da parte di Braglia anche oggi su Corriere dello Sport, insomma. C'è questo invito di Braglia a firma del sottoscritto che invita i tifosi appunto a non abbandonare questa squadra. Mi pare che, come dicevo con Massimo, è stato abbastanza diretto, chiaro e preciso come al solito. Io penso che non solo l'appello che ha fatto Braglia sarà raccolto, ma i tifosi del Cosenza non hanno bisogno di queste sollecitazioni, perché sanno che nei momenti difficili la squadra ha bisogno del suo pubblico. Il pubblico del Cosenza c'è. Si è visto anche contro la Salernitana, abbiamo perso una partita, siamo stati un pochino sfortunati per la verità, come diceva Mitidieri, adesso ci vuole però il gol che deve essere fatto, recuperiamo Sciaudone che mancava, però c'è Braglia che purtroppo mi pare non è in panchina, squalificata, per 2 giornate, quindi dobbiamo... è una partita difficile, ma come diceva Mitidieri, questo Pescara, a me, io l'ho visto la partita che ha vinto in casa, non mi ha assolutamente impressionato. Braglia ha recuperato e recupera giocatori importanti, ha amalgamato in quei 12 giorni che sono stati importanti per cercare di ricucire tutta una situazione che si stava un pochino sfilacciando. Adesso secondo me bisogna raccogliere tutto quello che c'è da raccogliere, bisogna andare in campo domenica con il coltello tra i denti, battere il Pescara e poi andare a Benevento e giocarsi un'altra bella partita. E allora quelli ci scrivono in tanti perché vogliono ripercorrere insieme a noi il discorso del direttore sportivo Trinchera. Sì, state tranquilli, stiamo arrivando perché abbiamo una scaletta e allora naturalmente noi facciamo ascoltare quello che ha detto Trinchera alla nostra Anna Franchino, perché poi ha chiarito, tra virgolette, se c'era qualcosa da chiarire, forse si è espressa in maniera diversa da quella che è stata, caro Massimo, io e te eravamo presenti alla conferenza stampa per spiegare le dinamiche del mercato, per spiegare tante cose, per spiegare alcuni rifiuti. Il Cosenza poi, se ne parlava all'inizio, è rimasto senza punta centrale o un attaccante che dir si vuole, perché poi insomma ha raccontato quello che è successo con Zola, prima si erano messi d'accordo per il pagamento triennale, poi biennale, poi il Trapani è venuto meno e quindi dice... Quando c'è un accordo Quaratili e poi salta il calciomercato, le dinamiche sono queste. Però siccome poi sui social eccetera si è fatto come dire, se ne è parlato tantissimo di questa conferenza stampa, c'è un servizio che la nostra emittente ha messo su proprio il giorno in cui Trinchera ha rilasciato, ha fatto questa conferenza stampa. Andiamola ad ascoltare e poi vediamo da Anna Franchino quello che ho detto. Grazie Leonetti. Le operazioni concluse, quelle sfumate, la convinzione che la squadra costruita è competitiva, la volontà di ingaggiare un elemento tra gli svincolati, solo se corrispondente alle caratteristiche richieste dal tecnico, e l'appello alla tifoseria, alla città e alla stampa a compattarsi come in passato per raggiungere gli obiettivi. Stefano Trinchera parla in conferenza stampa e spiega le dinamiche che hanno portato a Cosenza i giocatori desiderati, tranne uno. In questi anni sono arrivati i giocatori fortemente motivati, e che non hanno mai messo davanti l'aspetto economico, aspetti geografico, hanno messo avanti altre cose e abbiamo raggiunto risultati importanti. Questa è la nostra strada. Poi a me non piace, l'idea di prendere un giocatore che preferisce altri lidi perché altri club hanno fatto la Serie A o altri club hanno risorse economiche più importanti della nostra, e già noi partiamo con l'handicap e io preferisco giocare più sulle motivazioni che non su altro. Quindi potrebbe arrivare da qui a poco nel mercato degli svincolati la punta che proprio cerca mister Braglia. Se capita l'occasione, sì.
Allora, se capita l'occasione sì, allora io partirei da Massimo Mitiglieri perché eravamo vicini in conferenza stampa, lui in conferenza ha parlato di appeal eccetera, poi ha spiegato subito dopo, questa è la intervista che praticamente ha rilasciato la nostra emittente alla collega Anna Franchino, subito dopo la conferenza stampa, e mi pare che insomma, non dico che abbia chiarito, però si è espresso in maniera diversa. Allora. Prima Massimo Mitiglieri e poi Attilio Malena. Spero di non dilungarmi, ti prego di fermarmi nel momento in cui ritieni che mi sono dilungato. Mi taccio. Allora, penso che questa settimana è avvenuto una sorta di piccolo cortocircuito tra, mi ripeto, tra la società e la tifoseria. Allora, lì tutto verte su 2 o 3 step che secondo me bisogna inquadrare. Partiamo dalla dichiarazione di Guarascio fatta all'indomani della partita contro il Crotone, che disse state tranquilli, prima della Salernitana ci saranno delle importanti novità. Dopodiché giochiamo contro la Salernitana e all'indomani della partita contro la Salernitana vengono nominati questi 3 giocatori nuovi, ovvero sia Greco, Lazzar e Macciaccia. Eravamo nelle battute finali del calciomercato, dirette contro dirette, e qui poi purtroppo la spettacolarizzazione del mercato ti porta ad enfatizzare una situazione che, voglio dire, comunque era già chiara a mio parere sin dall'inizio, perché c'erano pochi movimenti, se i movimenti ci sono stati prevalentemente dei prestiti. Dopodiché chiude il mercato, da Cosenza nessuna notizia di acquisti. Dopodiché che cosa succede? Avviene, forse ce lo aspettavamo sotto alcuni aspetti, perché sui social sono partiti subito dei commenti certamente non positivi, parte questa conferenza stampa. Io mi permetto di dire sbagliato i tempi, assolutamente sbagliato, mi sembra di essere stato chiaro anche in sede di conferenza stampa di Trinchero, ho detto che non era arrivato, non doveva dare spiegazioni del mercato chiuso, ma forse proprio per stemperare o quantomeno per calmierare quelli che erano le comunicazioni via social, sarebbe stato opportuno dare le spiegazioni che ha dato a noi relativamente alla figura di questo giocatore, centravanti o meno, falso 9, trequartista avanzato, poco importa, comunque avrebbe potuto calmierare dicendo quello. Contemporaneamente v'è da dire anche che ha offuscato, tra virgolette, i 3 nuovi giocatori che a mio parere facevano il loro esordio in allenamento, quindi sono stati offuscati. Poi Trinchera secondo me ha usato 2 o 3 termini assolutamente a mio parere infelici. Ha usato il termine appeal, che molti hanno estrapolato solamente la parola appeal. Appeal viene alla Questo fine è un po' come le intercettazioni telefoniche, no? Va ascoltata tutta la conversazione, non solamente quella parte. Va ascoltata tutta, e quindi appeal. Non ho condiviso assolutamente questo astio da parte dei tifosi nei confronti del Cosenza, perché i numeri parlano chiaro. Abbiamo avuto solamente a Crotone 2.000 spettatori, contro la Salernitana 10.000, l'anno scorso una media di 8.000 spettatori. Voglio dire, se questo è astio nei confronti di una squadra, mi sembra quando meno inopportuno questa dichiarazione. E Trinchera lì secondo me, e vorrei chiuderla perché veramente ma vorrei chiudere questo, è andato un po' anche lui in cortocircuito, perché è andato secondo me anche lui un po' in cortocircuito. Però hai sentito quello che ha detto Anna Franchino? Sì, però lui ha detto in un primo momento, subito dopo, però non è il giorno dopo, è subito dopo la conferenza. Perfetto, lui ribadisce: noi non dovevamo prendere un giocatore per prenderlo, per comunque comunicarlo. È anche vero che comunque per un attimo ho avuto la sensazione che ti sei sentito un po' l'acqua alla gola, perché noi a un certo punto alle 21:30 mancavano 30 minuti, correggimi Attilio se sbaglio, si parlava di Rossetti, che voglio dire non è certamente un giocatore di alto spessore, anzi ti dirò, in un ipotetico 11 dell'Ascoli lo mettono come terza scelta, quindi voglio dire a quel punto veramente si è giocato in grande fibrillazione, e una fibrillazione che il tifoso l'ha avvertito. E allora io Posso farci una domanda sui social, però, ricordando un po' il libro che ha scritto il nostro direttore Attilio Sabato, Facce da Facebook, perché c'è questo finto, tra virgolette, recepire.
questo finta recepire da chi dice una cosa, chi la dice in conferenza stampa, chi la dice parlando, e poi viene messa, ecco, ride Attilio perché poi me la deve spiegare. Ma vedi Franco, c'è il protagonismo dei social. Io dico una cosa, io scrivo una cosa e viene immediatamente riportata. Abbiamo fatto tantissimi nomi. Poi se la prendono con i giornalisti, perché i giornalisti parlano di Budimir non mi risulta che sia stato mai citato all'interno della classe giornalistica. Poi voglio dire, ognuno è liberissimo, è liberissimo di dire e di fare quello che vuole. Ci vorrebbe una regolamentazione, come si dice ormai da tempo, europea. Lo sai, ne abbiamo parlato, io sono stato Vabbè, ho capito. E concludo. Concludi, perché c'è Attilio e poi Aldo. Concludo, praticamente forse sarebbe opportuno che a livello di comunicazione si aprisse un pochettino il Cosenza, perché per esempio noi non riusciamo a fare un'intervista al giocatore se non per i canali ufficiali, cioè voglio dire riaprire di nuovo quel bel percorso che era iniziato tempo fa con il Cosenza Calcio e che adesso forse il troppo silenzio è stato una sorta di boomerang nei confronti della società. Benissimo, e allora ha detto la sua Massimo Mitidieri, adesso sentiamo invece come l'ha inquadrata il nostro Attilio Malena e poi Aldo Ceno. Vai, io Attilio. sarò brevissimo, fatto sta che poi il boomerang di arrivare all'ultimo giorno del mercato e non prendere un centravanti, il Cosenza era consapevole di non per forza riuscire a recepire sul mercato quello che cercava, ed era una strategia già messa in atto e che abbiamo raccontato ampiamente nel corso dell'estate. Gli obiettivi erano chiari, l'ultimo giorno poi il mercato, come ha anche spiegato il direttore sportivo Stefano Trinchera, le possibilità non si sono materializzate, non si è mosso praticamente nulla, ognuno si è tenuto ciò che aveva all'interno della propria rosa a livello di attaccanti, ma io credo che anche il termine estrapolato prima, appeal, io credo che il direttore sportivo Stefano Trinchera, cercando di interpretare quel famoso discorso, non si riferisse alla città di Cosenza, ma si riferisse alle risorse economiche che il Cosenza può mettere rispetto ad una Cremonese, rispetto ad un Pordenone, e allora, che sicuramente in termini di ingaggi possono fare di più. Cremonese, intanto se mi trovano dalla regia Appeal, dalla Treccani, io vorrei leggere quello praticamente che dice la Treccani su Appeal. Prego Enzo Leonetti, dovremmo avere proprio 3 righe. No, hai parlato della Cremonese, siccome a Cosenza, caro Massimo, si è parlato inizialmente anche di Ceravo. Ecco qua, eccolo qua. Attilio, lo puoi leggere che tu c'hai la vista più aguzza di me? No, appeal, attrazione, usato in italiano maschile, attrazione, fascino, richiamo, in senso erotico ovviamente. Che non riguarda sex appeal. Questo non ci riguarda, comunque lo vado a rileggere, eccetera, eccetera, attrazione, fascino, richiamo. Ecco qua, questo è la Treccani. E allora, c'è pubblicità? Ah, c'è il telefono. Vediamo, finalmente la telefonata. Pronto? Pronto? Oh, direttore, buon pomeriggio, grazie per essere intervenuto. Grazie a voi. Allora, Peppe Ursino, direttore del Crotone, avevi introdotto poc'anzi il Crotone in attesa della telefonata il collega Attilio Malena. C'è con noi, direttore, anche il collega del Giornale di Sicilia Massimo Mitidieri, Jeremy Bro, che tu conosci benissimo, centrocampista del Cosenza, e il nostro opinionista Aldo Ceno. Ma allora vai subito, Attilio. No, brevemente, gli umori, direttore, innanzitutto ti saluto e ti ritrovo con molto piacere come sempre. Grazie anche a me. Per quanto riguarda l'Empoli, sensazioni dopo la sosta, senza dubbio un avvio estremamente positivo, una sosta che ripresenterà quale Crotone secondo te? Ma il Crotone è solito, il Crotone che nelle 2 partite secondo me ha già dimostrato il valore di questa squadra. Certamente dopo la sosta è sempre un'incognita, no? Perché inizia nuovamente a giocare, però la squadra la vedo molto concentrata, la vedo molto carica. Sicuramente andiamo a incontrare una squadra che lotterà per la vittoria finale del campionato, una squadra fortissima, però ce la giocheremo e poi vediamo. Ce la giocheremo e poi vediamo, dice il direttore Ursino del Crotone, Massimo Mitidieri, vuoi chiedere qualcosa? Sì, buonasera direttore. Buonasera. Certamente le 2 partite non sono assolutamente livello di indicatore per quello che potrà essere lo svolgimento del campionato di una squadra, però l'anno scorso strideva un attimino la squadra del Crotone nella parte bassa della classifica. Quest'anno leggo nella parte destra il Frosinone, ripeto, sono due partite che non sono indicatori, però la sorprende la cosa oppure no?
No, io dico che il campionato inizia dopo la fine del calciomercato, è stato sempre così. Infatti io sono uno di quelli che secondo me il calciomercato deve finire la settimana che poi inizia il campionato. Sì. Quindi io penso che il Frosinone lotterà per andare in Serie A, perché è una squadra fortissima. Quindi adesso la troviamo da una parte di classifica, ma sicuramente poi la troveremo nei quartieri alti. Per quanto riguarda noi, l'ho detto un poco fa, noi dobbiamo giocare partita per partita. L'anno scorso era una storia, quest'altra è un'altra, perché l'anno scorso ci sono stati troppi problemi all'inizio e quindi la squadra i giocatori erano frastornati, perché lo so io in ritiro quello che è successo quando hanno saputo che devono giocare in Serie B. È vero, ne abbiamo discusso, ne abbiamo parlato. Invece quest'anno no, è una squadra che secondo me è molto motivata, guidata molto bene dall'allenatore, e quindi, come ho detto prima, ce la giocheremo. L'essenziale è combattere come stiamo combattendo, come abbiamo giocato a Spezia, con quella cattiveria, con quell'aggressività, con quella velocità. Direttore, cosa vogliamo dire dell'altra squadra calabrese del Cosenza? Poi do spazio alla pubblicità, poi vediamo se il direttore può restare in linea, altrimenti lo salutiamo. Di questo mercato del Cosenza, con l'arrivo di Leandro Greco, questo centrocampista, poi Lazar, questo esterno offensivo del Newcastle, e naturalmente di Maciacci. Sono tre giocatori che io conosco molto bene. E infatti Maciaccio lo avete avuto a Crotone lo scorso anno. Sì. Maciaccio è un giocatore di Serie A, l'essenziale è che lui viene motivato, viene nello stesso tempo avere pazienza quando non gioca. I problemi di Maciaccio sono questi, se no è un giocatore della Serie A. Io penso che questi tre giocatori rafforzeranno molto la squadra. E poi quando si ha un allenatore come Braglia, un direttore come Trinchera, i tifosi devono stare tranquilli. E infatti questo volevamo ascoltare dalla viva voce di Pep Ursino, che è un conoscitore sopraffino delle cose calcistiche italiane, insomma. E questo qui, devono dare fiducia a queste persone che fino adesso non l'hanno mai delusi. Quindi è molto ma molto importante questo, perché lo vedo io a Crotone con me, col presidente, con l'allenatore. I tifosi devono stare tranquilli, perché quando ci sono dal lato tecnico delle persone preparate, sicuramente i risultati poi verranno. Grazie direttore Ursino per essere stato con noi a Teleuropa. In bocca al lupo per questa bella partita, per un test probante contro l'Empoli. In bocca al lupo. Arrivederci, grazie. E allora andiamo in pubblicità, mi dicono dalla regia, poi riprenderemo. Ah no, possiamo continuare. Aldo Cenno, ma allora, in attesa di andare in pubblicità. Il fatto di Trinchera... Belle parole ha detto Ursino, nei confronti dello staff tecnico. Ha fatto bene, perché credo che pochi possono dire qualcosa di Trinchera o di Braglia se non plaudire per quello che fanno. Quello che mi interessa, io sono d'accordo con Mititieri su alcune cose, però devo dire, caro Mititieri, che Trinchera ci ha voluto mettere la faccia. Probabilmente lui non voleva fare quello che ha fatto, ma ha dovuto metterci la faccia, perché secondo me situazioni all'interno che tu hai ben evidenziato nella società, lo sfilacciamento che ci poteva essere, ha dovuto Trinchera tamponare una situazione. Perché onestamente io non me la sento di dare la croce addosso a Trinchera in questo momento particolare. È chiaro che diritto di replica. Dovremmo capire se veramente il Cosenza stava pensando ad un giocatore importante da portare a Cosenza. E poi ti faccio vedere qualcosa dopo la pubblicità da parte di Attilio Malera. Perché Cosenza stava pensando vorrei concludere perché Cosenza stava pensando a qualcosa di importante. Pubblicità perché è interessante. Devo concludere poi il pensiero, perché sì, ma ci tagliano. Dopo ci andiamo in pubblicità. Facciamo commentari sulla Cerca Teleuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.
Terza ed ultima parte di replay, Attilio, oggi, visto come il tempo scorre. Allora, Aldo, ricapitolo il tutto, 30 perché secondi poi facciamo raccontare anche l'aneddoto a Ho detto che quello che è accaduto a Bro. Quando si è pensato di portare un giocatore un attaccante importante, non un attaccante qualsiasi, Franco, e si è andato poi a discutere il quantum, la questione economica. Sulla questione economica, purtroppo, noi sappiamo che il presidente Guarascio mantiene fede a quello che ha sempre detto, cioè ai bilanci. Ma l'ha detto anche Trinchero. Ma se l'attaccante importante, scusa, non è arrivato, perché probabilmente un attaccante di 250-300 mila euro che il Cosenza poteva, il Cosenza non ha questa intenzione di spendere. Aldo, però io dico un'altra, aggiungo, ma non per questo che ha un bilancio contenuto non deve fare un campionato, voglio dire. Aggiungo e dico, però un pubblico di 10.000 persone a domenica, penso che un attaccante di un certo livello a Cosenza ci vorrà, e Guarascio, che è persona seria, persona che guarda al di là, deve trovare il modo di portare a Cosenza un centravanti importante, che ti faccia 10 gol, perché in Serie B chi non fa gol non si salva. Attilio Malena, puoi raccontare a Milano dietro le quinte il discorso Ceravolo, per cortesia, perché questo è importantissimo, il discorso Ceravolo, perché lo sanno in pochi. Vai Attilio. No, logicamente il Cosenza ha lavorato nel corso dell'ultima sessione di calciomercato, ha degli obiettivi poi mantenuti sotto traccia fino all'ultimo giorno di calciomercato. Il Cosenza è una di quelle società che ha bussato alla porta dell'entourage di Fabio Ceravolo, che ha sempre avuto però una possibilità chiamata Cremonese, che si è manifestata solamente negli ultimi istanti di calciomercato, tra l'altro con un ingaggio nettamente superiore alle altre concorrenti. L'ultima giornata, la cronaca dell'ultima giornata è assolutamente chiara a tutti, con le attenzioni rivolte a Nzola, non solo per una questione prettamente economica, ma soprattutto per caratteristiche tecniche e prospettive future. Nzola è un 96, non ha certamente la carta d'identità di Fabio Ceravolo. Poi perché Rossetti? Rossetti è una classica occasione degli ultimi minuti di mercato, che il Cosenza si è trovato davanti, doveva necessariamente prendere un centravanti, ma lì la strada si è bloccata proprio per il mancato rifiuto, per la mancata accettazione da parte di Rossetti della destinazione Cosenza. Ma questo non vuol dire che Cosenza non ha appeal, questo non vuol dire che Rossetti venendo a Cosenza avrebbe garantito 50 gol all'anno. Rossetti era una possibilità che il Cosenza ha attenzionato, Rossetti non se l'è sentita perché probabilmente sapeva di non essere una prima scelta per la formazione guidata da Piero Braia, ma sono storie di mercato. Bravo. Ogni anno è ricco di aneddoti, di strategie, poi non andate in porto, ma come diceva Aldo prima, il Cosenza ha pensato, trattato attaccanti importanti, ma la missione del direttore sportivo Stefano Trinchero è del continuo contatto con mister Piero Braia, che per intenderci chiaramente i Matri, i Pazzini sono inavvicinabili al Cosenza. Matri ha firmato un contratto da 1,5 milioni di euro a Brescia, Pazzini guadagna 1 milione di euro all'Hellas Verona, cifre completamente fuori dal mondo Cosenza, ma fuori anche dal mondo Serie B in generale. Però un attaccante con caratteristiche diverse, magari dalla punta navigata. Braia cerca altro. Braia non cerca una prima punta statica, fisica, vuole un tutino della situazione, per intenderci. Un attaccante che non dia punti di riferimento, un attaccante che attacchi la profondità, e chissà che dal mercato svincolati poi non possa arrivare la soluzione maggiormente indicata per l'attacco dei lupi. Fai chiedere a Jeremy Bro quest'estate quante opportunità hai avuto di altre squadre oltre al Cosenza? Sì, io prima del Cosenza ero in contatto con il mio ex allenatore Zanetti, che adesso ad Ascoli. Sì. Quindi l'Ascoli, ti aveva contattato l'Ascoli? Sì, io ero proprio in contatto proprio con lui e mi diceva che mi voleva portare lì. Poi all'ultimo è arrivata la chiamata del mio procuratore dicendo che Trinchero aveva chiamato, che erano interessati. Posso farti una domanda? Ma è stato il tuo procuratore che ti ha indirizzato o sei stato tu con la libera scelta? No, è stata scelta mia, perché lui, scelta tua? Lui proprio mi ha detto: guarda, senti il tuo allenatore com'è la situazione là, che lì a Cosenza ti vogliono per forza. Allora io ho fatto le mie valutazioni, ho detto io non potevo aspettare più di tanto, non è che ok, il mio mister è tutto, se devo fare una valutazione potrei dire vado ad Ascoli perché lo conosco. Invece sono venuto a Cosenza perché mi hanno dimostrato proprio che ci tenevano a me. Benissimo, allora questa vedi, è una chiara testimonianza, signori, questa è una chiara testimonianza di un calciatore che ha scelto una società e ne ha lasciato un'altra. Non ha scelto Ascoli, nonostante ad Ascoli ci fosse il suo ex allenatore, ha scelto la piazza di Cosenza, perché a Cosenza lui aveva già giocato col Sud Tirol, una piazza che gli è rimasta nel cuore, e quindi è stata una libera scelta.
No, assolutamente, ma questo... Una testimonianza? No, è una questo scelta... non lo sapevamo, è stato un discorso... È una scelta chiara, noi abbiamo raccontato nel nostro piccolo dell'Ascoli, della volontà di Zanetti di riaverti ovviamente all'Ascoli, ma cosa può darti Cosenza? Ne abbiamo parlato prima, può essere un percorso importante, abbiamo parlato prima di Tutino, di Palmiero, di Dermacu, perché non Bro? Perché non Bro? Le qualità e le caratteristiche ci sono, assolutamente uniche, ma avevo una curiosità proprio per Jeremy. Poi passiamo subito alla Serie C. Da un punto di vista e Gianni Di Marzio, per cortesia, mi dicono Gianni Di Marzio. Da un punto di vista prettamente tattico, ti consideri molto lontano dal percorso che ha fatto che sì? O non è un calciatore a cui ti ispiri particolarmente? Mia curiosità personale, ripeto. Nel senso, cioè, a livello... Come caratteristiche tecniche, come scelta di tempo, magari hai caratteristiche diverse, soprattutto da un punto di vista maggiormente offensivo. Però io dico anche come percorso dalla Serie B che poi magari a brevissimo ti potrà portare in alto. Sì, penso che lui a livello di... lui ha più caratteristiche difensive, uno che fa lavoro sporco, lavora molto nel recuperare i palloni, poi anche in zona gol è stato prolifico. Anch'io devo migliorare in quell'aspetto lì, in zona gol, però penso che siamo giocatori un po' differenti. Ok, Attilio, scusami. Non vuole coprire. No. Jeremy, però, scusatemi, abbiamo al telefono Gianni Di Marzio. Buon pomeriggio Gianni, direttore. Ciao, grande Franco, tutto bene? Sì, tutto a posto, stiamo spingendo un po' Cosenza e Crotone verso l'alta classifica. Vai, abbiamo parlato poc'anzi col direttore sportivo Ursino, qui a Cosenza voglio dire si sta ricompattando la situazione, è entrato in campo Braglia, ha fatto un appello ai tifosi, stateci vicino altrimenti questa squadra potrebbe retrocedere, non pensate ad altre cose. Tu da lontano cosa percepisci Gianni? Ma io percepisco che effettivamente l'allenatore ha ragione, perché Braglia è una persona seria, che ha parlato di compattezza perché altrimenti le cose si mettono male. Io a Braglia gli credo al 100%, perché evidentemente lui c'ha il polso dell'ambiente. Io credo comunque che noi un'esperienza passata negativa l'abbiamo avuta per non ricompattarci. Mi ricordo l'epoca di Pagliuso, quando tutti quanti pensavano alla Serie A e invece noi sostenevamo che il patrimonio della Serie B è un patrimonio troppo importante per Cosenza. Stiamo attenti perché qua ci sono squadre di grandi città come il Bari, come il Catania, come il Padova stesso, che stanno in Serie C a lottare per cercare di trovare un posto e che non è facile per ritornare in Serie B. Quindi la Serie B il Cosenza se la merita, ha un grande pubblico e poi l'ambiente è maturo, per cui si è maturato, la verità è questa qua. Quindi io credo che bisogna compattarsi, non capisco perché ci sia questa forma di preoccupazione, quasi di rottura, perché vuol dire un suicidio, vuol dire dare credito a qualcuno che ha interessi che le cose vanno male e poi dopo scompaiono e la squadra rimane in Serie C. Quindi il Cosenza deve rimanere ad alti livelli, sempre in Serie B, e poi quando ci sarà l'opportunità sul piano economico di poter fare una squadra all'altezza della tifoseria si può puntare alla Serie A, ma per il momento bisogna veramente stare tutti uniti, tenersi questa Serie B ben stretta, ma proprio strettissima, credo io. Sentiamo Attilio Malena, il nostro collaboratore. Vai Attilio per il direttore Di Marzio. Mister, innanzitutto un grande abbraccio. Grazie Attilio. Per quanto riguarda invece da un punto di vista del mercato, è giusto dal suo punto di vista non andare a prendere tanto per prendere e aspettare l'occasione propizia, anche da un punto di vista di ricerca dello scouting, piuttosto che andare lì per prendere un calciatore giusto per il gusto di andarlo a prendere, senza magari attendere? No, ma certo, ma il mercato si prepara prima, si prepara molto prima, non è che voleva andare a prendere uno svincolato o va a prendere il primo giocatore che è rimasto fuori da tutte le altre squadre per andarlo a prendere. Quelli sono giocatori, ormai sono giocatori finiti, sono tutti degli ex. Il mercato bisogna organizzarlo bene e sapere che cosa si prende, ma principalmente dipende dall'economia della società, dipende da quello che ti mette a disposizione la società. Mi sembra che questo Presidente abbia fatto anche tanti sacrifici, fa poche parole ma fa tanti fatti, perché
il Cosenza che resta in B, che ha una squadra forte, che ha fatto un grande campionato l'anno scorso, che ha un allenatore serio, un direttore sportivo che si muove per cercare giovani di grande interesse, come li ha cercati e come li ha trovati, prendendo anche i ragazzi in gamba dal Napoli, perché prima che arrivassero a Cosenza erano degli emeriti sconosciuti, quindi mi riferisco a Tutino, a Palmiero, a tanti altri. E adesso è arrivato Manciacci, che è stato a Crotone l'anno scorso, ce ne parlava pure Ursino. Manciacci, speriamo che Braglia lo possa rivalutare per come merita, perché è un ragazzo dalle indubbie qualità, direttore. Ma io onestamente ne avevo sentito parlare, però non ho mai avuto l'opportunità di poterlo vedere, ma certo per stare nel mirino del Napoli qualcosa di buono anche lui deve tenere, quindi speriamo. Poi Ursino è una persona molto seria, è una persona che io stimo moltissimo, ha fatto delle bellissime cose a Crotone, e dopo il pari nel derby è andato a fare una grande partita a Spezia e ha vinto meritatamente, quindi voglio dire, ma insomma siamo tranquilli avanti, ma per l'amor del cielo non incominciamo a fare casini, per favore, ma questa gente che vuole cercare sempre di stare in prima linea e vogliono condizionare la squadra e vogliono condizionare i tifosi, ma che li mettessero alla porta, ma che li prendessero a calcio del sedere, basta. Sentiamo Massimo Mitili dello sfogo di Gianni Di Marcio, perché lui ci tiene tantissimo al Cosenza. Ma bisogna metterli da parte. Allora, Massimo Mitidieri per il nostro Gianni, vai. Un abbraccio fortissimo. Lui ci tiene tantissimo. Direttore, una domanda. È prevasta il concetto secondo cui il giocatore, sono stati contattati i giocatori e non hanno accettato Cosenza, io penso solo per un fatto economico. Ai tuoi tempi, sia come allenatore che come direttore, hai mai avuto questi problemi e come spiegavi chi veniva a Cosenza, che piazza affrontava? Vabbè, ma ai miei tempi, cosa vuoi? Io li andavo a cercare personalmente i giocatori, cercavo di convincerli, e d'altra parte Cosenza è una grande piazza, evidentemente quando vengono al sud non conoscono quelle che sono le realtà. Ormai Cosenza è una realtà di Serie A, non è una squadra, diciamo, anche come città, non è una città di serie B, e onestamente la realtà è questa anche dal punto di vista politico, per cui devo dire che io cercavo di convincerli, facendogli effettivamente notare quello che erano i vantaggi di venire a giocare a Cosenza. Ma poi d'altra parte oggi è ancora più facile, perché c'è un passato che conta nella storia di questa società, per cui è ancora più facile convincere i giocatori a venire a Cosenza. Dipende chiaramente, come ho detto prima, dipende da quello che è la disponibilità economica, ma credo che adesso le cose sono state fatte bene, senza eccessi, senza cercare sprechi inutili, e prendendo i giocatori che hanno fame, che hanno voglia di portare il Cosenza avanti, perché questo è un campionato difficile. Non ci dimentichiamo che sono squadre importanti. Una delle prossime partite, mi sbaglio, è proprio l'Empoli. È una squadra che Cosenza Pescara e poi Benevento Cosenza, Gianni, le prossime due del Cosenza. È un trittico di partite diciamo importantissimo. Non ci meravigliamo se non si fanno tanti punti, perché con queste squadre qua, prima di vincere bisogna pensare a non perdere. Portare a casa qualche punticino in queste partite vuol dire tanta roba, perché se perdi incominci ad andare in crisi, incominciano a venire gli spogliatori, vogliono parlare con i giocatori, vogliono fare casini, ma dategli un calcio nel culo a questa gentaglia e basta. Ormai il calcio è finito, che qualcuno che vuole comandare, ma che deve comandare? Mandarselo a quel paese, come veramente giù io a Cosenza e prende a calcio del sedere, basta. È adrenalinico oggi, Di Marcio, come al solito carico. Gianni, sono Aldo Cenno, ma ci conosciamo, sai quanto ti stimo e quanto ti voglio bene. So che tu segui molto il Cosenza, hai seguito anche, ma secondo te, siccome tutto quello che è successo per un attaccante che il Cosenza non ha preso, secondo te con questa squadra e con questi giocatori importanti che sono venuti, perché per me la campagna qui è stata fatta bene, tranne la ciliegina, secondo il Cosenza che ruolo può recitare in questo campionato? Ma si deve salvare, niente, il ruolo che si deve salvare basta, non ci stanno problemi, ma io mi fido della serietà, capito, del pragmatismo di questo allenatore, ma la squadra ha tutte le possibilità di potersi salvare, si deve salvare onestamente, fino a quando la società non riesce, ripeto, a mettere un budget che può comprare giocatori di certo livello, il campionato del Cosenza sarà sempre questo, si deve salvare e poi se capita di potersi inserire in un contesto
di playoff, perché no? Ma al momento la cosa più importante è quella di salvarsi. Guai a pensare ad altre cose, guai a pensare che il Cosenza non ha comprato questo, non ha comprato quello, e quindi si creano le paure nei giocatori, che poi diventa un baratro per tutti, diventa un calvario poi. Ok, grazie Gianni. Grazie direttore, grazie per le belle parole. Mi raccomando, Franco, per cortesia, non facciamo casini, teniamo la squadra a posto. Ma quando viene a Cosenza? Gianni, quando viene a Cosenza? Quando viene a Cosenza che dobbiamo mangiare una pizza? Vengo subito a mangiare la pizza, ma che scherzo! Grazie Gianni, siamo tutti... Ciao, sarà tutto compatto l'ambiente, tranquillo, l'ambiente ti sarà tutto compatto. Grazie per il tuo intervento. Io sono convinto. Ciao Franco, arrivederci a tutti. Grazie per la disponibilità, direttore. E allora, insomma, Franco, possiamo dire che ci mancano le conferenze stampe di Gianni? Ci ha fatto divertire in queste No, ma le sue conferenze stampe. stampe. Molto adrenalinico, che è il papà di Gianluca Di Marzi di Sky, quindi voglio dire... Ci mancano. È un grande ha racchiuso tutto, perché lui drenalinico. ha detto le cose come stanno, bisogna stare insieme, braglia lo staff tecnico, il presidente sta facendo quello che giustamente sta facendo, quindi dice fin quando non ci sarà un budget eccetera bisogna pensare solo alla permanenza in cadetteria. Questo è l'assunto di Gianni Di Marzio, perché in effetti è un patrimonio importantissimo. Ma possiamo dire che anche quello che si aspettano che volevano sentirsi dire i tifosi, perché voglio dire, non penso che i tifosi avevano fatto grande pressione prendere il giocatore economicamente di alto spessore, ma forse avrebbero avuto piacere interagire un po' di più con la società per capire un attimino il profilo. Ecco, se queste parole fossero state dette da Trinchera, hanno due modi diversi, ci mancherebbe altro. Io penso che sarebbe stato pregnante nei confronti del tifoso fargli capire qual è la linea, cioè il tifoso, sono certo, ne sono convintissimo, che non va alla ricerca del snaturare economicamente la società del Cosenza Calcio, era forse cercare di trovare un profilo che si configurava alle esigenze di Braglia. Allora, se abbiamo pochi minuti, Attilio, andiamo a vedere quello che è successo ieri in Serie C, poi facciamo un giro praticamente fino al termine della trasmissione, ripeto, manca pochissimo. Enzo Leonetti, andiamo a vedere il servizio di Gianluca Pasqua sulla Serie C. Grazie. Dovrebbe arrivare, perché ieri ha vinto il Catanzaro in trasferta, ha vinto la Regina. Vuoi anticipare qualcosa della Regina, Attilio? No, assolutamente, prestazione super convincente per gli uomini di 2-2, la Regina sfrutta il doppio turno casalingo e rimane in scia alla Ternana. Gli Amaranto si sbarazzano del Bisceglie rispettando il copione davanti a 9.000 persone e salgono a quota 7 punti in classifica. Denis stavolta parte dalla panchina, ma Corazza non lo fa rimpiangere facendosi trovare al posto giusto sul traversone di Bresciani per l'1-0. Il raddoppio nella fase finale del primo tempo, il cross di Bellomo attraversa tutta l'area e Garufo, appostato sul secondo palo, batte Casadei mettendo un'ipoteca sul match. La ripresa a ritmi più lenti, il Bisceglie prova a farsi vivo ma non punge, la Regina non forza eppure trova il tris con Bianchi che immischia mette lo zampino sul 3-0. C'è anche Catanzaro a quota 7, i giallorossi espugnano Monopoli tenendo a bada i padroni di casa, autori di un buon avvio di gara e venendo fuori la distanza. Recriminazioni di Auteri sul finire del primo tempo per il contatto su Fischnaller, poi nella ripresa sale in cattedra Canutè, prima un gol annullato, poi quello che vale la vittoria con una bella progressione sulla destra e la conclusione precisa da posizione defilata. Dopo il vantaggio per il Catanzaro altre occasioni non finalizzate e un brivido nel finale con Cuppone che ha la palla del pareggio ma la mette fuori di un soffio. Una bella Vibonese domina la gara con la Cavese, giocata al Menti di Castellammare, ma non va oltre il pari. La squadra di Modica colleziona palle gol, ma sbaglia l'impossibile, fino al vantaggio siglato da Malberti su assist di Tito. Anche nella ripresa gli ospiti creano le condizioni per il raddoppio, ma mancano di precisione e fortuna. Inevitabile arriva la beffa al 90° con il gol di Di Roberto che si muove bene in aria e segna la rete del pari. Sul neutro di Vibo, altro stop per il Rende che lascia strada alla capolista ternana. L'ex Cosenza a Partipilo porta in vantaggio gli umbri poco dopo il quarto d'ora. I biancorossi non si scoraggiano e trovano il pari con Origlio, bravo a deviare in rete un suggerimento di Massimo Loviso. Nella ripresa nuovo vantaggio della Ternana sul calcio di rigore con Salzano che trasforma il penalty concesso per l'atterramento di Ferrante da parte di Vivacqua. E allora abbiamo visto, Attilio, dicevo pochi minuti, gli highlights
Serie C. Dispiace per il Rende, per questo rigore, insomma, permesso alla Ternana di andare a punteggio pieno. Poi vediamo la classifica generale. Partiamo dalla Regina, subito un giro. Una Regina col vento in poppa, una prima frazione assolutamente di grande qualità per gli uomini di Mimmo Toscano, con un Bisceglie ma in partita, ritmo, aggressività, e la Regina in tutto e per tutto di Mimmo Toscano, con una profondità di rosa assolutamente importante, che fa sì che la Regina sia competitiva sia nel primo che nel secondo tempo. Assolutamente nessuno sconto per il Bisceglie, prova assolutamente di grande qualità per una Regina che ha ampiamente meritato il successo. Un calciatore da citare dal mio punto di vista è senza dubbio Simone Corazza, uomo fedelissimo di Mimmo Toscano, che non solo è utilissimo per la manovra della squadra, ma è soprattutto utile in zona gol. Tra l'altro al 56esimo l'esordio del tanque German Dennis, che non ha avuto però particolari occasioni da gol. Massimo Mitidieri, Catanzaro, Corsaro in quelle di Monopoli, abbiamo visto il gol di Canuteo, non gliel'aveva annullato, molto bello sotto l'incrocio. Catanzaro che con Auteri ha cambiato un po' il registro dell'anno scorso, meno bello, più pratico, ha capito che la Serie C, se la vuoi gestire ad altissimi livelli, devi giocare in modo pratico e lasci stare l'aspetto estetico. Ha esperienza in un torneo dove veramente diventa difficile, estremamente difficile poter capire che piega prenderà. Bari e Catania ti fanno capire che sarà un campionato estremamente difficile. Bro, che campionato è questa Serie C? Diceva Massimo Mitidieri, il collega, che Catania, Bari ancora non hanno preso il passo. Lì vediamo la classifica generale. Enzo Leonetti, me la puoi mandare per favore, se l'abbiamo, la classifica della Serie C, così nei minuti finali vediamo quello che è successo. Nel frattempo, eccola qua, la vediamo subito, ve la vado a leggere. A punteggio pieno la Ternana con 9 punti, poi al secondo posto Regina, Picerno e Catanzaro con 7, a 6 punti Catania, Viterbese, Potenza, Bari, Avellino con 4 punti, Paganese, Casertana e Bisceglie, 3 punti per Monopoli, 2 per il Francavilla e la Cavesi, 1 punto per la Sicola Leonzio, e chiudono la classifica generale Teramo, Rieti, Rende. Però allora, che Serie C è secondo te? Quest'anno è una Serie C molto competitiva, perché possiamo dire quasi una B2, perché abbiamo tutte le squadre che ci sono. Il girone C c'è Teramo che ha fatto una campagna acquisti molto però importante. Il Teramo non è incranato, però secondo me alla lunga verrà fuori. Poi abbiamo il Bari, abbiamo il Catania, poi negli altri gironi abbiamo il Monza, abbiamo il Padova, abbiamo il Vicenza. Quindi è una Serie C, sarà molto dura, molto competitiva. Aldo, siamo per chiudere. Vibonese 1-1 a Cava, il Rende 3 partite 0 punti, recriminano per qualche episodio dubbio, come il rigore ieri assegnato alla Ternana, che ha concesso agli umbri di Fabio Gallo di portarsi in cima alla classifica con 9 punti. Ma giocare fuori casa per il Rende senza il pubblico che il Rende poteva domenica prossima c'è Vibonese, Rende Vibonese. Insomma è una cosa molto, molto dura, difficile, però si stanno facendo sforzi importanti, hanno comprato giocatori importanti, speriamo che riesce a mettersi in carreggiata, a fare qualche punto, perché poi alla fine il Rende è una squadra che a me è simpatica, speriamo che si rimetta. Ma Vibonese ha fatto un pareggio, la Regina Franco con Toscano ha trovato veramente il ritmo Salutiamo giusto. Mimmo Toscano. Io penso che quest'anno la Regina è tra quelle che si propone per andare in Serie B direttamente. Ecco. Voleva aggiungere qualcosa? C'è Bari Regina, mi dicevi? No, un turno assolutamente scoppiettante. Lo vediamo il prossimo turno, ce lo abbiamo in sfida. Leonetti, il prossimo turno della Serie C, così lo andiamo a leggere. Nel frattempo io vediamo, dovrei averlo sul mio smartphone, perché ci sono partite interessanti, vi ho già detto. No, quello che faceva notare primo Aldo, ecco il prossimo turno con Bari Regina. Turno, bravissimo. Bisceglie Potenza, Casertana Rieti, Catania Viterbese, Catanzaro Sicula Leonzio, Paganese Virtus Francavilla, Picerno Avellino, Teramo Cavese, Ternana Monopoli e si chiuderà con Vibonese Rende, come dicevo poc'anzi. No, però il Catanzaro Massimo prima faceva... Certo che Bari Regina è roba da 15.000, roba da 15.000, ma Bari Regina 15.000 spettatori tranquilli, garantito. È già importante per il Bari, nonostante le giornate trascorse siano ben poche. Da una parte c'è la Cavese che sta riflettendo sul futuro di Moriero, ha concesso una sorta di fiducia a tempo. È un Bari che nonostante la vittoria di ieri non piace a molti. Dimmi qualcosa del Rende invece dopo tre sconfitte. Per quanto riguarda il Rende, ovviamente non ci sono avvisaglie all'orizzonte, la società ha piena fiducia nell'impatto di Andreoli, ma c'è qualcosa da registrare. La missione del Rende è quella senza dubbio di salvarsi, e io credo che un sistema maggiormente accorto possa fare a caso del raggiungimento di qualche punticino in più.
per far sì che il Rende possa arrivare almeno al mercato di gennaio lì in corsa per salvarsi, anche in un campionato assolutamente complicato. Allora abbiamo terminato anche per questo lunedì 9 settembre 2019, grazie ad Attilio Malena per essere stato con noi, grazie al nostro amico e collega Massimo Mitidieri per il suo contributo. Grazie a te. Grazie a Jeremy Bro, centrocampista del Cosenza, ti sei divertito oggi? Sì, molto, grazie a voi. Grazie a te, in bocca al lupo per il futuro, a te al Cosenza Calcio, e grazie al nostro compagno di avventura e naturalmente Aldo Cennamo, di viaggio e d'avventura, non lo dimenticare mai. Grazie, restate con noi e noi ci rivedremo con Attilio lunedì prossimo, sempre da Tele Europa Network, sempre alle ore 15. Da Franco Segreto è tutto, arrivederci.